E qualche programma per l'estate, che ne so, un bel tour. Ma a dire il vetro, È il vero. nel vostro dialetto dite Ma il no. vetro. In Ma italiano guarda. si dice il vetro. Non mi piace fare programmi lungodegenti. No, a lungo termine. Sto uno che vive alla buona giornata. Tanto. Stavo facendo delle serate con un cantautore di Savona. Ah, di Savona? Sì, Gigi D'Alassio. Gigi D'Alassio. Com'è andata? Male perché c'è stato dell'astice tra di noi. Dell'astio, no dell'astice. Ci siamo litigati per una scimunità. Sciocchezza, no? forse. Allora io ci ho detto, questa casa non è ad Albenga. Vabbè. Quindi ho battuto la porta. Ha sono andato. sbattuto. Io sto fatto così. Ormai mi conoscete, no? Sono uno che non ha peli sulla schiena. Sulla lingua si lingua, dice, no, si sulla dice. schiena. Comunque qualcosa stai facendo, Mi giusto? sembra, Yes, qualcosina. of course. Come si dice, chi dorme non piglia impegni, no? I pesci, no? 2 settimane fa Sì. ho stato a fare Sono. la madrina in Sì. un concorso di magia. Eh, Ha stata una bella serata piena di colpi di scemi. no, è di scena. Stavano tanti bravi maghi. Stava Sì. un tedesco che faceva sparire le birre in un sorso solo. Il mago Berlino. Dai, il mago Berlino. Poi stava quello che non aveva voglia di fare nessuna magia. Ah, come si chiamava? Il mago di Ozio. Ma dai, ma per piacere. Poi stava uno che ti faceva piangere guardandoti nelle occhia. E occhi, e quello chi è? Il magone. E stava quello che si faceva dare gli ordini dal pubblico. Ah, si faceva sì? dare gli ordini al pubblico. Sì, e il quello mago UBD. Ubbidì, ma... Ma il più bravo di tutti chi stava era? quello di Brescia. Ah, di Brescia? Sì, Harry Potter. Cosa sto dicendo? Comunque non mi fascio la testa prima di fasciarmela. beh, Sì, beh, Ho anche delle date fissate con la mia amica cantante Laura Plausibile e sto facendo le Facendo. percussioni per il nuovo singolo dei Tire un Macigno. Tiro un macigno. Sarà un pezzo rock molto pesante. Ci credo, credo. tiro un macigno.